L'occhio del corvo di Shane Peacock. Il libro che ho scelto di leggere è di genere giallo, perché ha come protagonista il grande investigatore inglese Sherlock Holmes. Mi sono avvicinato a questo libro perché me l'ha consigliato la professoressa di italiano da leggere durante le vacanze estive. Il testo è ambientato nella primavera del 1867 a Londra. L'ambientazione è descritta nei minimi particolari, infatti si notano le carrozze, i cavalli, le lampade ad olio, i cappelli a cilindro e gli stivaletti stringati di Holmes. I colori prevalenti di questo libro sono i colori scuri, come ad esempio il blu e il nero, perché la vicenda è ambientata per la maggior parte del tempo nella notte e soprattutto nei vicoli bui di Londra, dove il protagonista è costretto a rifugiarsi per evitare che la polizia lo catturi. Anche la città di Londra è un elemento importante della narrazione, e con la sua nebbia giallastra che la avvolge. E due sono gli oggetti più importanti del libro, che sono il corvo, cioè l'unico essere vivente che ha visto l'omicidio, e un occhio di vetro che Holmes ha trovato sulla scena del delitto. Nel complesso la caratteristica che mi ha coinvolto di più di questo libro è la grande capacità e la razionalità del protagonista, che è un giovane ragazzo come me e che partendo da un solo indizio riesce a smascherare il colpevole e a scoprire tutta la vicenda.